Amici della Crese, ancora una buona serata dal campo 1 del Crese Village di Domio. Ultimo match in scaletta questa sera, si assegna un titolo di fronte per la finale Crese over 35, le formazioni di Must Over versus Traslochi e Trasporti Flora. Ancora una buona serata da Walter Topan e da Francesco Vitturi, ricordando e ringraziando i title partner Edil Impianti, NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal Oil, CNE Ponteggi e main partner Friulbroi, Macelleria D'Aremo, B-Nice, BCC, Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola e Centro Commerciale Torri d'Europa. Il saluto tra le due squadre, arbitra Mario Avelli, si sono scambiati i convenevoli di rito i due capitani, Pippan da una parte, Giannone dall'altra. Come potete vedere, ma in modo abbastanza didascalico, ve lo diciamo subito, sono due squadre che partono a livello di divise con una discreta analogia cromatica e allora serve l'intervento dell'organizzazione Crese con le casacche per evitare una partita impossibile da commentare, da seguire, da capire per noi, ma soprattutto per chi è in campo, soprattutto in assoluto, e quindi sarà Traslochi e Trasporti Flora a indossare le casacche giallo fluo invece divisa original in total black per Must, che muove il primo pallone di questa partita. È iniziata la finale Crese over 35. Fantina riceve e alimenta questo primo scambio difensivo, cercato il pallone verso Chierini, pressato subito Montebugnoli, prova ad andare in azione personale, finisce il campo, ha subito fallo però l'11 attaccante di Traslochi e Trasporti Flora, quindi primo calcio di punizione che si prepara a battere Alessandro Bove, maglia numero 4, indica il punto di battuta Avelli, due tempi da 25 minuti in caso di parità, subito calci di rigore. Sale Flora a battere su Marturano, occhio al destro da fuori di Marturano, palla alta di poco dopo 40 secondi, la prima conclusione di questo match. Che nel match di semifinale aveva trovato un grandissimo gol dalla distanza e proprio prima di quella partita aveva chiesto di oscurare le immagini e raccontarle solo in radiocronaca. Anche oggi diciamo che inizia subito molto bene. E ora fischio a favore, no, a sfavore di Marturano, colpo con il braccio è il suo, evidentemente giocatore scaramantico, perché anche prima di questa finale è venuto qua sotto, ha detto mi raccomando non mandate in onda le immagini, aveva portato bene la prima volta, si augura che succeda anche a sto giro. Furlan prova a disegnare la palla profonda, a cercare il riferimento su Pippan, leggermente troppo profondo, il lancio del difensore classe 86 di Must che gioca a largo a destra, maglia numero 3 per Furlan che adesso va alto in pressione. Fantina resta in marcatura su Montebugnoli con Fichera che scende per controllare sul luogo, anticipato in modo regolare. Ruziera un po' di spazio per la conduzione, alza la testa, si guarda intorno, prova a cambiare passo, poi perde palla, non ha subito fallo Ruzier, contro transizione Traslochi e Trasporti Flora. Giannone, palla interna, Montebugnoli, sta arrivando dall'altra parte Bove, Marturano preferisce la soluzione più prudente verso Flora. Ora occupazione in massa della metacampo avversaria da parte della squadra con le casacche. Giannone, due tocchi a cercare Montebugnoli, anzi a cercare Sulluoga. Ha subito fallo il centrocampista, maglia numero 5. Diciamo maglia anche se è casacca, ma insomma ci capiamo. Sì, sarebbe maglia numero 8, casacca numero 5, ma chiaramente per noi è proprio quella l'indicazione. Alla fine non era fallo, era semplicemente rimessa laterale. Già, anche adesso, solo che la rimessa cambia colore. E tra l'altro, sì, dall'altro lato, ad azione già conclusa, però aveva deliziato di un ottimo stop Desjardins su quello che sarebbe stato un retropassaggio, quindi chiaramente non un pallone recuperabile con le mani. Fantina guida lui la difesa centralmente, smista su Ruzier, centralmente viene bypassato il tocco su Fichera che riceve adesso per far partire l'azione. Suola e corridoio su Pippan, esce su di lui, Flora. Pippan resiste, ha preso un colpo al volto involontario Alessandro Flora, allora si ferma la partita al terzo minuto per un problema occorso a Flora che però si rialza subito, si tiene il naso, chiede di uscire dal campo o forse solo un po' d'acqua. No, vuole rimanere in campo direi. Il 3. Arriva anche mister Andrea Bonadei, può segnargli giusto un po' d'acqua per vedere che sia tutto a posto con il proprio giocatore, il proprio difensore. Va subito a spiegarsi Pippan per provare a dirimere eventuali dubbi sulla volontarietà di quel tocco, perché Flora non l'ha presa benissimo, ma insomma è evidente che Pippan non volesse fare male e sono, direi, normali schermaglie tra centravanti e difensore.
E chiaramente si deve subito abituare, perché Pippan è il tipo di giocatore, il tipo di attaccante che questi contatti li accetta molto volentieri. È partito Fantina, accelerazione, Pippan, tocco per Chierini che deve allargarsi e non la può tenere in campo. Si era accesa improvvisamente l'azione offensiva verticale di Mast. Cercando di sfruttare questa pausa come se fosse stato un time out, uscendo dal time out ipotetico molto molto bene per Mastover. Profondo Desjardins a cercare su Luoga, raggiunto Montebugnoli, sposta su Fantina che non riesce a commettere fallo. Montebugnoli smista su Giannone che alimenta l'azione a destra con la trivela. Il cross d'esterno non riesce a ritornare dalla parte opposta. E sarebbe stato interessante capire se voleva trovare su Luoga in area di rigore oppure ripescare nuovamente Montebugnoli in una fase però più profonda dell'attacco. Fantina sbaglia sulla pressione giusto accennata da parte di Montebugnoli, quanto basta però per mandare in tilt la costruzione di Mast. Marturano, è lui il play a centrocampo, si appoggia su Luoga che viene incontro, ancora Marturano, palla di prima verticale su Montebugnoli, stavolta funziona il body check regolare di Fantina. Tra l'altro lavoro di Flora su Pippan che sarà fondamentale. Il numero 9 di Mastover diciamo che ha un abisso tra lui e il secondo miglior marcatore di questo torneo, Crazy Over 35, 10 gol di differenza con il secondo che è Marco Hrvatin. Furlan cerca Pippan, la prende Flora quasi involontariamente, ma funziona la sua giocata difensiva, possibilità di transizione, ma rientrano rapidi quelli di Mast e allora Montebugnoli deve lavorare, lo fa nello stretto, lo fa bene, cerca su Luoga che perde l'appoggio su Fantina, giustamente non fischia Avelli, contro break da parte di Mast con Ruzier, destro-sinistro, palla che passa, Chierini si era girato un attimo e ha perso il contatto visivo col pallone, intervento fondamentale di Flora. Che qui ha lavorato molto bene su un anticipo poi rischioso perché si era trovato da solo di fatto contro 3 avversari, per sua fortuna 2, ovvero Ruzier in conduzione e il compagno sono andati a darsi fastidio tra di loro piuttosto che allargare forse un pallone per Pippan che avrebbe avuto vita facile per cercare la porta. Si gira Chierini, trova una deviazione, Desjardins non si fida, concede calcio d'angolo mentre Flora sta protestando con Avelli per una battuta della laterale che non l'ha convinto a livello regolamentare. Incontro Fichera su questo corner battuto da Furlan, c'è l'intesa, c'è la botta alla testa del primo palo, non c'è precisione però. E rimane comunque attento Desjardins che ha seguito con lo sguardo in questa occasione non dovendo metterci mano. In precedenza il pericolo forse più vivo per ora trovato in questo match lato Mastover. Furlan. Calcio di punizione per Mast quando scade il 7° minuto di questo primo tempo nella finale Crazy Over 35. Ecco, e tra l'altro in questo momento di attesa, di preparazione della punizione, notizie interessanti su domenica, un invito ancora di più a venire a vivere il Crazy Village, le finali dei 2 tornei più importanti di calcio. Parte Fichera, ha scelto la soluzione bassa, aveva superato la prima linea di barriera, non l'intervento da parte di Marturano. Ancora Fichera a ricevere il pallone, prende confidenza con la partita Lotto, pensa al corridoio dentro, lo offre a Furlan, ha capito tutto Flora che poi prova a far partire la transizione, non si chiude l'1-2 con Marturano, molto nervoso Flora, e già l'abbiamo visto molto caldo nel match di semifinale contro Thermodream. Ne servono 4 per fermare Pippan, poi Chierini, piede perno, va giù, cerca troppo il contatto secondo Avelli, allora possibilità di ripartenza, Montebugnoli tunnel, lo ferma Fantina, ritmi molto alti in questa prima parte di finale Crazy Over 35. Pippan scarico, Ruzier sente l'arrivo di Flora e lo evita. Furlan, stop e palla dentro, Chierini, tiro cross sul primo palo, palla sul fondo. Sembrava pronto comunque Desjardins sul suo palo, attento al tentativo di conclusione, ma diciamo che Flora anche durante la semifinale aveva dimostrato, come dicevi te, giustamente questa vivacità nel parlare, nel lamentarsi anche con i compagni, però dal lato difensivo questo tipo di aggressività fin tanto che rimane
sul limite può essere anche molto utile, soprattutto con un giocatore come Pippan. Serve sicuramente a tenere sul pezzo i compagni, poi abbiamo visto anche la reazione di Marturano. Intanto occhio qui a Chiellini che prova ad approfittare della palla vagante al limite dell'area di rigore. Segna Chiellini col destro vincente che supera Desjardins. 1-0 Must. Passa in vantaggio Must, over ha segnato il numero 2 Emanuele Chiellini. Con un piazzato che è nato dal nulla, da un errore difensivo, da un passaggio che non è arrivato con i tempi giusti per i compagni, e piazzato che arriva molto forte, preciso a trovare la porta, quanto basta per segnare il gol dell'1-0 nella finale. Che si sblocca col gol di Chiellini. Subito la risposta da parte di Traslochi e Trasporti Flora. Danza sul pallone Montebugnoli per provare a liberarsi del raddoppio. Filtra il pallone su Zuluaga che mette il corpo e stavolta ottiene il fischio da parte di Avelli. Effettivamente rispetto al non fischio di prima dall'altra parte, qui sembrava esserci anche un po' di ruvidità in eccesso del body check da parte di Fichera. E quindi calcio di punizione. Quinto gol di Chiellini in questa edizione della Crese Over 35 e rischia di essere il più pesante, ma chiaramente ce lo dirà l'andamento della partita. Ce lo può dire subito Montebugnoli, che ha una grande occasione sul suo piede, sicuramente estremamente educato per cercare la porta. Djugovac che fino a qui, correggimi se sbaglio, è stato comparsa in questa partita. Spettatore non pagante. Montebugnoli trova subito il pareggio per Traslochi e Trasporti Flora. Destro devastante che buca la barriera, supera Djugovac e scrive 1-1 in questa finale. Manuel Montebugnoli 1-1. Rete di Montebugnoli che, come detto, ha il piede delicato, ma non per questo non riesce a tirare fuori una vera e propria sassata verso la porta di Djugovac, che non riesce a gestire e rimane di fatto uno spettatore aggiunto, perché il primo tiro in porta lo subisce e non riesce a fermarlo. Tutto di nuovo in parità in questa finale. Fantina prova a scavare dalle parti di Pippan. Zuluaga avvisato di essere solo dai compagni, allora gestisce, Marturano lascia. Palla smistata ancora da Marturano dalle parti di Giannone. Verticalmente Fantina è in vantaggio, può accomodare giù di testa per Djugovac. Fantina porta, incontro Chiellini, un po' di spazio per Fichera e lui il play, da lui devono passare tutte le azioni manovrate di Must. Qui ottima la sponda di Pippan, prova la sterzata Chiellini, fermato regolare Zuluaga, poi lotta Ruzier. Chiellini prova ancora ad uscire da questo groviglio di gambe. Raddoppiato. Cerca il cross teso, trova la chiusura perfetta di Giannone. Stanno cercando di rispondere immediatamente alla rete subita, si è stappato subito il match per entrambe le squadre, un po' come è successo per chi ci ha già seguito in precedenza con la seconda semifinale di Crese Girl. Laterale effettuata, Zuluaga ruleta per provare a scappare a Fichera, che però resta lì. Bel duello questo con la qualità di Zuluaga, l'attenzione di Fichera. Scappato via con qualità il numero 5 di casacca di Traslochi e Trasporti Flora, e insieme a Montebugnoli forse il giocatore che a livello qualitativo ha più classe anche nel tocco sul pallone. Ruzier anticipa, seconda palla cacciata da Giannone che riesce ad anticipare Chiellini ma non a indirizzare verso la porta questa sua conclusione. È soltanto il secondo gol di Montebugnoli in questa Crese Over 35. Questo, attenzione intanto a Marturano, atterrato da Fichera. Questo è il più classico dei cartellini gialli a molla, che escono a molla di fatto dal taschino, in questo caso di Avelli, primo ammonito del match. E qui si apre una discussione, un tema, nel senso che vedendolo così mi sembra un giallo, virgolette, ben speso, nel senso che Marturano era bello lanciato verso la porta. Dopodiché possiamo discutere, meglio subire gol in una partita di calcio a 7 che ha appena superato il primo tempo o caricarsi di un giallo e tenerselo per tutta la partita? È dura immaginarselo in questo momento. Chiaramente per lui potrebbe essere un giallo speso bene, ma d'altro canto concedere una punizione lì può essere forse anche più pericoloso. E allora come Montebugnoli. Parte proprio lui, Montebugnoli. Alto. Qui cambia completamente il concetto, il discorso che avevamo detto in precedenza, non ci mette tutta la classe che ha a disposizione per trovare il fondo della rete e
di fatto riconcede la risalita a Montebugnoli, che ha trovato solo 2 gol, ma nelle 2 partite che ha giocato a livello effettivo. Primo match l'ha giocato proprio in semifinale con la partita vinta da Traslochi Trasporti Flora contro Thermodrim per passare il turno, e poi un gol in finale, diciamo dove conta ha trovato il gol. Assolutamente, intanto è tratto Boscarolli, primo cambio per Mast, è uscito Fantina, palla dentro, colpo di testa, Ruzier ci deve mettere il tacco per allontanare, poi Giannone capisce che è meglio tenersi la laterale piuttosto che tentare una conclusione o un aggancio su questo campanile. Montebugnoli più su Luoga a farsi vedere dentro l'area di rigore, scelto invece Bove al limite destro, murato dalla difesa compatta di Mast. 15° in corso, 1-1 a Chiarini, ha risposto Montebugnoli in questa finale Crese over 35, sterzata di Marturano, non molla però Chiarini, Giannone fa partire il destro, Jugovac preoccupato, c'è stata una deviazione e quindi calcio d'angolo per Traslochi e Trasporti Flora, momento favorevole per la formazione con la casacca che era andata sotto ma poi ha avuto la forza di pareggiare praticamente subito e adesso cavalca l'onda del momento positivo. Giannone dentro, più sul luogo, in realtà non c'è nessuno dei gialli dentro l'area, si fa vedere Bove dall'altra parte, soluzione complicata da concretizzare. Boscarolli per Fichera, non c'è pressione lì, è uscito Fantina, si è centrato Furlan, Boscarolli gioca largo a destra, Furlan tracciante, Pippan, stop difficile da portare a termine, filtra questo pallone, Montebugnoli vuole rallentarlo Fichera, Montebugnoli nasconde palla, punta al fondo, è partito Montebugnoli, cross smorzato, Jugovac giù. Ha fatto tutto bene Montebugnoli sulla risalita, poi è stato bloccato però proprio al momento del servizio in mezzo, ha cercato di tirare fuori una sorta di tiro che però in quella disposizione, con quella potenza, non poteva preoccupare troppo. Ha traslocato momentaneamente a sinistra Boscarolli, cercato da questa palla di Furlan, raccolta però, intercettata dalla difesa, anzi dal centrocampo di Traslochi e Trasporti Flora, che però non riesce a ripartire con il contropiede. Boscarolli con le mani, Furlan, Fichera, alto aspetta Ruzier, viene incontro Pippan, scelto Boscarolli dall'altra parte, c'era spazio per andare da Pippan. Boscarolli non si fida della traccia centrale, si è aperto Ruzier, servito adesso un po' prevedibile questo pallone, lo difende su Martorano, Ruzier spezza il raddoppio, è passato il 7, Ruzier! Fuori di poco, fiammata improvvisa del 7 di Mast. Che si è acceso con il dribbling, poi ha trovato tanta potenza su quel destro, meno precisione su Desjardins, che comunque era pronto su quel primo palo, ha battezzato fuori come un tentativo precedente da parte di Mastover, però altra occasione soprattutto dal lato destro per le maglie nero-oro. Con Ruzier e Boscarolli che si erano momentaneamente invertiti e il secondo è andato dal primo con l'apertura rasoterra, Ruzier lì a destra si è reso protagonista di questa grande azione, ora è tornato a giocare sulla sua corsia di competenza Furlan da Boscarolli, che a sua volta invece si è rimesso di là a destra, qui palla pericolosa verso Fichera, diventa buona per Ruzier, andante subito per Pippan che palleggia, smista, Chiarini, stop, è destro in diagonale, stavolta ci mette un piede Desjardins per negare la doppietta Chiarini. Non riesce a passare qui su Desjardins, che si è buttato a terra all'ultimo per trovare la deviazione decisiva a chiudere il piazzato per la doppietta in out. Calcio d'angolo, batte Fichera, Chiarini vicino, palla scavata dall'altra parte per Ruzier che non la può tenere viva. Desjardins ha negato il déjà vu, per dirlo nel suo idioma, a Chiarini. Flora anticipato sul Luoga dalla spaccata di Boscarolli, guadagna faticosamente metri la formazione di Traslochi e Trasporti Flora, che sta per far entrare con la casacca numero 6 Matteo Brajkovic. Esce Alessandro Bove e Brajkovic va a mettersi proprio largo a sinistra dove giocava Bove. La sua prima giocata in questo match sarà la rimessa laterale da sinistra. Si fa vedere Montebugnoli, cercato invece sul Luoga. Intercetto volante di Furlan, poi Pippan testa, Ruzieri in mezzo a 3, punta, Giannone ha colpito con un braccio senza accorgersene, l'ha visto però Avelli e allora piazzato Mast over 7 alla fine di questo primo tempo, grande equilibrio, 1-1, è durato praticamente un minuto il vantaggio firmato Chiarini per Mast, raggiunto subito da Montebugnoli. Adesso fossi in Fichera lascerei battere a Ruzier, che ho visto bello caldo in precedenza, e invece è il contrario. Neanche per idea.
No, non ha ci ha fatto ridere sentito. perché è successo, cioè si è allontanato proprio nel momento in cui aveva iniziato la frase. Questa è la sfortuna dei telecronisti. Fichera sceglie di muovere su Furlan, palla non perfetta già in partenza, Furlan deve concludere così. Ecco, visto che questa è stata la conclusione, non me ne vorrà Furlan, ma Avevi poteva ragione essere... tu. Sì, Diciamolo. diciamo. L'Italia, come al solito, frase banale, ha 60 milioni di allenatori, però forse in questo piccolo caso, unico direi, Già. avevo ragione. Sì, Poi tutti gli altri verrò vessato giustamente. Anche perché ti eri sbilanciato prima. Sì. Facile dopo dire, avrebbe potuto. Col ginocchio Chierini raggiunge in qualche modo Pippan, che però ha notato la deviazione, quindi fa uscire il pallone. Laterale affidata a Boscarolli. Avelli ferma il gioco perché ha chiamato un altro cambio da Traslochi e Trasporti Flora, con l'ingresso di Dario Lanciano, maglia numero 10, esce Zuluoga e quindi il 10 e l'11 davanti per Traslochi e Trasporti Flora. La laterale profonda di Boscarolli. Ruzier non nella direzione sperata col suo colpo di testa. Questa volta con l'inserimento non è andata a buon fine. Sta dimostrando il numero 7 di essere sicuramente meglio nella gestione con i piedi piuttosto che nelle ricerche in mezzo. Sfonda Fichera, serie di finte, pensa al tiro, ma è tutto chiuso, poi perde la maniglia, l'equilibrio e il pallone. Giannone scarico, Brajkovic elabora questo disimpegno, non ci casca Boscarolli, lo costringe a depositare in out. Boscarolli vuole battere, ma Fichera è troppo vicino, Fichera esce dal campo, sostituzione, entra Matteo Rampino, maglia numero 5, esattamente a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Boscarolli dentro, Pippan incontro, colpo di testa di Flora, poi Chierini vince il contrasto in qualche modo. Boscarolli, c'è Rampino vicino, Boscarolli abbassa la testa, vuole andare lui, sterzata, invita il raddoppio, poi prova a spendere il fallo tattico prima su Giannone, poi su Marturano, ci riesce senza neanche prendere il giallo, quindi giocata direi completata con... Giocata d'essè. Perfetto. Per riprendere anche di nuovo l'idioma di Desjardins. Terzo tempo dominante di Furlan, palla che raggiunge perfetta Pippan, sta arrivando Ruzier, Pippan prova a piazzare, colpisce Flora, Marturano ha spazio per condurre, frenata, bravo Pippan a rientrare, classica rincorsa all'indietro che fa piacere agli allenatori. Montebugnoli, Giannone, distribuzione lucida da Flora, c'è Brajkovic che si propone, c'è Montebugnoli incontro, sposta sull'arrivo di Rampino che però lo costringe ad affrettare la giocata e perdere il pallone. Jugovac, palla profonda, su questa Pippan non può arrivare mai. Giustamente ci rimane un po' male perché lui è il riferimento offensivo per ricevere questo tipo di ricerche dal fondo e i palloni dalla distanza. Bene ancora Furlan di testa, Chierini non riesce ad addomesticare questo pallone difficile, poi lotta con Marturano, ultimo tocco del 7 di Flora. Laterale la fa Boscarolli, viene incontro Matteo Rampino che ha spazio per controllare, Mancino distribuisce subito, Ruzier nasconde il pallone a Giannone, saltato secco, Montebugnoli a proposito di ripiegamenti degli attaccanti. Laterale già battuta, la chiama Desjardins, non lo sente Flora e mette in fallo laterale dalla parte opposta. Un attimo di panico nell'area di rigore di Traslochi e Trasporti Flora, laterale adesso la batte Boscarolli, sempre profondo, sempre la ricerca di Pippan, trovato Brajkovic, ora Montebugnoli, possibilità di 3 contro 2, tacco di Lanciano, direi fuori luogo. Ha fatto il Venezia. Ma Venezia non è quello che non passa il pallone? Appunto. L'idea era di passarla però in questo caso. Però ha trovato il compagno? Direi di no, quindi. Non sono d'accordo. Questa lettura ne parliamo magari all'intervallo, grande dibattito, ospiti. Mattia Cartero Bossi. Certo che interverrà col suo punto di vista da portiere, assolutamente non richiesto in questo caso, ovviamente solitamente invece è utile. Rampino ha spazio per caricare, sinistro con deviazione. Ne esce un calcio d'angolo per Mast che sta provando a salire di colpi. Deviazione che è stata forse anche molto leggera, quindi... Cercato Pippan, la palla passa, Ruzier apre il piattone, ma alza troppo la mira. Manca di nuovo l'appuntamento con il gol, il numero 7, questa volta in maniera forse un pochino più clamorosa per l'opportunità. Lì è andato sicuro con il piattone sinistro, poteva provare anche un destro secondo me. È partito evidentemente con l'idea di andare con l'altro piede, Mancino aperto in equilibrio precario. Entra DJ, come lo chiama Mattia Bossi, all'annuncio delle formazioni, Daniele Iannuzzi, maglia numero 4. Com'è il suo soprannome? Certo. Ruzier mette il corpo su Brajkovic, commette fallo il 6 di Traslochi e Trasporti Flora. Rampino, Furlan.
Ancora lo scambio tra i due difensori di Must. Palla verticale, aggressivo, regolare, efficace Marturano su Chierini. Poi Brajkovic mette in difficoltà Marturano che rimane solido nel palleggio, poi ha capito tutto Chierini. Scippo sulla tre quarti avversaria e offensiva. Imbucata per Iannuzzi, c'è Ruzier solo dall'altra parte. Efficace Alessandro Flora a concedere soltanto calcio d'angolo a Must. Lo batte Iannuzzi, sul secondo si fa vedere Boscarolli, cercato proprio lui, c'è un tocco. Che è stato di Boscarolli, ho capito bene, vediamo il replay un po', no? Sì, l'ha toccata Boscarolli sul secondo, allargando la stampella sinistra, come diceva Aldo Serena. Addirittura. Sì, forse lo dice ancora. Desjardins si prende qualche secondo, Iannuzzi è lì a disturbarlo, però è dentro l'area, quindi se Iannuzzi se la prende... È regolare tuttora. Anche se non c'è il VAR, quindi Avelli dovrebbe vederlo dal campo, non facilissimo. Flora arriva in zona tiro, fa partire il destro, un po' velleitario. Allarga le braccia, come dire, non avevo altra opzione, sembrava non essere partito particolarmente convinto. No, in effetti non sono d'accordo perché di opzioni ne aveva sicuramente diverse. Forse provare a tenere ancora il pallone e chiudere in attacco il primo tempo che scade tra una decina di secondi. Come se fosse l'ultimo possesso nel basket, magari. Furlan prova ad accompagnare la conduzione di Dario Lanciano, porta a casa una rimessa laterale adesso, scadono i 25 di questo primo tempo, vediamo se fa giocare Avelli. Credo proprio di sì, ma non ha segnalato il recupero, quindi forse ultima azione. Brajkovic dentro di testa Ruzier, Brajkovic ancora, tamponamento con Chierini, fischia Avelli, fallo in attacco. E anche doppio fischio? Termina qui il primo tempo. Se lo dice Mattia Bossi, chi siamo noi per contraddirlo? 1-1, primo tempo della finale Crese Over 35 tra Traslochi e Trasporti Flora. E Must. Per 1, buona partita, buon divertimento amiche e amici della Crese. Tutto pronto per iniziare il secondo tempo, 25 minuti per decidere il campione di questa edizione. Crese Over 35 in possesso palla, la formazione di Traslochi e Trasporti Flora contro Must con la casacca Traslochi e Trasporti Flora in divisa nera
Must. Si riparte dall'1-1 con cui si è concluso il primo tempo, le reti di Chierini e Montebugnoli. Intanto prova a sfondare lungo l'out di sinistra Matteo Brajkovic, che però non trova seguito nella sua azione, porta a casa però un calcio d'angolo subito dopo 30 secondi per Trasloco e Trasporti Flora. Palla battuta morbida sul secondo palo a cercare Giannone, che l'ha tenuta in campo, non però per poterla giocare. Allora dall'altra parte Iannuzzi prova a superare Desjardins in uscita un po' avventurosa, ma alla fine vincente nell'1 contro 1. Io ho chiesto a Francesco Vitturi tramite ChatGPT, visto che si stanno esibendo i THC al Crese Village questa sera sul palco, quale potrebbe essere nella discografia del glorioso gruppo Bisiacco un titolo che si addica fino a qui a questo primo tempo, a questa partita, ma insomma abbiamo tempo per valutare. Intanto Iannuzzi accompagna Ruzier, destro murato da Flora. Allora, per la partita, vissuta dai giocatori, direi Sì. inquietudine. Ok. Dal nostro punto di vista, invece, l'importante è finire. Sapevo che mi avrebbe regalato gioie questo giochino inutile. Rampino, controllo a seguire, va fino in fondo. Si deve allargare, mancino morbido dentro, Iannuzzi in qualche modo, Ruzier destro in diagonale. Lo disinnesca così Desjardins. Dall'altra parte Montebugnoli con un po' di libertà, apertura corta per Marturano, Boscarolli regolare, poi va in mezzo al raddoppio, giocata molto preziosa in due fasi da parte di Boscarolli, prima il recupero e poi il rimpallo vincente. E lavoro adesso per Must Over, per dirlo alla Walter Topan. Alla napoletana, certo. Chiaramente. Alla Mario Avelli, forse anche, visto dal punto di vista del campo. Che credo sia banalmente di Avellino, in modo un po' didascalico, ma credo sia di Avellino. Però, comunque, sì, no, beh, lì lo dice uguale, penso che a livello linguistico valga lo stesso. Chierini, contrastato da Montebugnoli, lo stesso, il suscitato Avelli fischia il primo contrasto, quello di Marturano su Boscarolli. Ecco perché mi sentivo così sicuro. Lui deriva dalla sede di Napoli arbitrale. Ah sì? Sede di Napoli? Va bene. Chiesto, mi ricordo, prima una grandissima partita in una serata di Crese Spring Cup. Ma non è di Avellino per niente, è una cosa che mi sono inventato io. Esatti. Mannaggia la miseria. Vabbè, verificheremo. Dei parenti a Napoli, magari generazioni Forse qualcuno fa. che è arrivato là. Sì, deve averli. Punizione, Rampino fa girare il sinistro, prima la deviazione di Lanciano, poi quella di Flora, che significa calcio d'angolo per Must. Batte Iannuzzi, movimento incontro di Rampino che restituisce ancora, occhio al sinistro di Rampino che però torna nell'angolo. Iannuzzi ancora, si chiudono le maglie con la casacca, meglio gli uomini con la casacca. Marturano ha recuperato, ragiona, affrendo a Giannone, palla ancora per Marturano, uscita elaborata, ragionata, ma alla fine efficace per Traslochi e Trasporti Flora. Brajkovic, lucido anche lui nella gestione, orizzontale verso Giannone, c'è una deviazione, Marturano giù, occhio da lì, carica al destro, ci ha preso gusto in questa edizione, stavolta delle tre conclusioni che ci ricordiamo, tra quella nel primo tempo e quella finita all'incrocio nel match in semifinale, la peggiore direi. Sì, chiaramente qui non ha trovato l'equilibrio giusto per ritrovare la porta come aveva fatto in precedenza. Rientra Zuluaga, che aveva fatto anche lui molto bene nella semifinale e aveva dato un incipit importante a questa partita. Cercato Ruzier, doppio rimpallo aereo proprio con il 5 neoentrato, pallonata in faccia per Ruzier. Allora Avelli interviene subito, mentre per concludere o proseguire il discorso, le connessioni con la discografia dei THC, alcuni, se non molti, dei giocatori della formazione di Must, tra cui Boscarolli che sta uscendo adesso, arrivano da Monfalcone, che inevitabilmente Giusto. titolo dedicato alla città natale degli stessi THC. Poi ovviamente più andiamo avanti con i titoli e meno possiamo esporci perché sono abbastanza potenti e impattanti. Scurrili. Sì, abbastanza, però anche per questo ci piacciono. La prima volta lo volevo mettere ma ancora non c'è stato il momento. Vince il corpo a corpo e poi subisce anche fallo. Michele Furlan fischia Avelli, calcio di punizione che Fichera batte dal punto giusto, scambia con Furlan, mette in mezzo nel torello Lanciano che però comunque un po' di problemi li crea alla prima uscita del pallone di Must, che alla fine arriva a superare la metà campo, poi Fichera cerca la connessione con Iannuzzi, palla troppo larga, non la può agganciare il 4 di Must e rimessa dal fondo per Desjardins. La prima volta la stanno suonando adesso, mi sembra? Sì. Ah, ok, quindi bene, molto bene. Zuluaga
di petto in qualche modo. Ruzier trova Rampino, non so quanto volontariamente, ma una gran giocata. Rampino fino in fondo con il destro, non è il suo piede preferito ma non gli interessa. Diagonale vincente sul primo palo, Matteo Rampino, 2-1 per Must. Il numero 5 Matteo Rampino, 2-1, gol offerto dal title partner NCA. E direi che è il momento perfetto per tirarlo fuori, la prima volta di Rampino, perché mette il gol a segno in finale per il 2-1, stando anche alle statistiche del nostro Crese Sito, ringraziando e ricordando Ricky Coccolo, non ha mai partecipato fino ad ora e quindi anche la prima rete qui in finale, una rete che pesa. Battesimo non banale in questa edizione della Crese Over 35 e peraltro ci tengo a sottolinearlo, mancino purissimo, invitato ad andare sul piede debole, ha accettato l'invito e ha fatto male, molto male alla difesa di Traslochi e Trasporti Flora, sorprendendo Desjardins sul primo palo. Assist di Ruzier, poi lo voglio rivedere perché Ruzier non so quanto fosse intenzionato a dare quel pallone lì che ha mandato completamente in tilt la difesa di Traslochi e Trasporti Flora. Con la spalla Chierini, con i guanti Jugovac. E ha ottenuto quello che desiderava Mastover, che è rientrata con la giusta aggressività in questa seconda parte del match, ritrovando il vantaggio. Vedremo se durerà quanto è durato nel primo tempo. Beh, direi già di più, perché nel primo tempo non è andato oltre il minuto, minuto e mezzo. Tanto, ecco, vediamo se gliela stiamo tirando. Occhio a Lanciano, a tu per tu con Jugovac. Qualche protesta, ma Avelli era in controllo dell'azione. È rimasto a terra Lanciano. Avelli arriva sul luogo del misfatto, ma invita tutti a circolare, che lì non c'è niente da vedere. Ha rischiato qui qualcosa, Must. Chiamano un cambio dalla panchina di Must, esce Iannuzzi, rientra Pippan, ottavo minuto in corso in questo secondo tempo con Must avanti 2-1. Inizia anche la partita di Antonio Brunetti nell'attacco di Traslochi e Trasporti di Flora. L'altro numero 9 è entrato in campo adesso anche lui, pur avendo già giocato una porzione abbondante di questo match. Nicolò Pippan cercato ma non raggiunto da questo lancio dalla difesa. Zuluoga, palla indietro per Giannone, appoggio per Brice Desjardins. Flora subito imbucata a cercare Brunetti, lettura di Fichera, Chierini cerca di uscire dal traffico con il lavoro, suola sul pallone, trova l'ultimo tocco di un giocatore in casacca. Incontro Pippan, cercato profondo Rampino in mezzo a due, costretti comunque a consegnare un'altra laterale, guadagna metri con la touche. Must. Pippan, c'è la traccia per raggiungerlo, prova a girarsi. Gli scappa via il pallone, lo raccoglie Desjardins. Marturano. Si abbassa su Luoga che non ha marcatura. Può alzare la testa e ragionare. È partito Marturano dall'altra parte. Su Luoga dentro Montebugnoli. Distribuzione, rimpallo, uscita di Jugovac. E poi ultimo tocco che significa calcio d'angolo. Esulta Jugovac. Sì, si salva con un po' di fortuna, con volontà di Jugovac ovviamente, ma con un rimpallo fortunoso perché poteva finire in porta. Corner battuto forte, credo proprio da Montebugnoli, a cercare la testa di Brunetti che è spuntato, l'ha toccata, ma era troppo potente questo pallone, difficile da indirizzare nei pali di Jugovac. Traballa un po' il vantaggio di Must. Laterale la batte Chierini che aspetta movimenti. Rampino è pronto a offrire una soluzione ma su Luoga addosso, allora ha scelto Pippan, eccolo Rampino un po' morbido qui nel contrasto, filtra su Luoga, c'è Montebugnoli a supporto, vuole sterzare il 5, su Luoga, alto. Grande occasione qui per il numero 5, sta cercando la connessione costante con l'11, come detto i giocatori più alti a livello di tasso qualitativo. E c'è un cambio per Must. Esce Rampino, entra Massimiliano Palmisano, maglia numero 6.
che si mette centrale a centrocampo con Chierini a destra, Ruziera a sinistra. Chierini ne approfitta per parlare con Walter Santoro in panchina. Fichera scava questo pallone per far entrare in partita Palmisano. In qualche modo il tocco per raggiungere Ruziera, subito fallo il 7, lo ha commesso Giannone, calcio di punizione must. È ancora dibattito in corso tra Chierini e la panchina, da capire se il tema è la posizione in campo di qualche compagno, magari la programmazione delle sostituzioni da qui alla fine. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa finale Crese over 35. A proposito di sostituzioni per traslochi e trasporti Flora, dentro Alessandro Bove con la 4. Fichera, vicino da Palmisano. Dentro Ruzier, apertura per Chierini che non la può tenere in campo, sarà rimessa con le mani. La posizione è abbastanza scomoda per Marturano, che aspetta la discesa di Montebugnoli per affidarsi al suo fisico. Scavalcato però l'11 Palmisano senza rischi, trova Pippan che non riesce a controllare, poi chiede un mani di Flora che non c'è, secondo Avelli. Brunetti prova a scatenarsi dall'altra parte, lo accompagna all'uscita Furlan. Ecco, e per la questione di questa finale, mentre ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto complessivo di gara, deve uscire fuori anche l'MVP di questa finale. Forse un po' complicato perché non vedo forse un giocatore che spicca rispetto agli altri, diversi che hanno fatto delle cose buone, ma non ancora uno che si possa dire l'ha deciso, comunque ci ha messo tanto del suo. Bella questa azione, tutta ad un tocco per liberare Pippan al limite dell'area di rigore. L'ha fatta partire Fichera, l'ha rifinita Chierini e l'ha sbattuta in porta Pippan. 3-1, must. Il numero 9, Nicolò Pippan. Andando sul +2 si prende un vantaggio importante Mastover in questo match che ci ha raccontato della difficoltà di trovare la rete per gran parte dei minuti passati, e chissà che Pippa non avrà proprio ascoltato la fine del discorso che stavamo facendo. Occhio a Zuluaga che libera al sinistro dopo un gran controllo per tagliare fuori Chierini. Anche perché è arrivato a quota 20 in Crese over 35. Cifra non banale, detto che assist di Chierini, che quindi in questa finale mette gol e assist a referto e si candida anche lui. Io quando mi stavi ponendo la domanda circa un minuto fa avrei speso in modo per il momento timido il nome di Fichera, che mi sembra quello più presente, anche se l'ho visto esibirsi meglio in semifinale. Certo. Palla profonda, Palmisano di testa, Fichera scavalcato, per sua fortuna c'è Ruziera alle sue spalle, prende velocità, taglia la traiettoria di corsa di Brunetti costringendolo al fallo, addirittura giallo, un po' severo qui Avelli. Giallo per Brunetti. Forse più una questione di potenziale azione pericolosa, ma in realtà, vista la posizione della difesa, poteva non essere. È chiaro che però in un campo a 7 da lì poteva anche tirare poi dopo Si fa essersi liberato. si fa prima a dire azione pericolosa, Certo. perché effettivamente sì, ci può stare. Fichera si incaricherà della battuta. Ricomincia da Fantina, che è tornato in campo a guidare la difesa di Must. Incontro Chierini ma è marcato, allora palla morbida su Pippan, non è mai una brutta idea. Prova a passare Pippan, contrasto, palla recuperata e poi calciata da Chierini. Pippan con il tacco! Pippan con il tacco per il gol del 4-1 di Must. Doppietta per Nicolò Pippan. Eccolo il discorso, chiaramente si sposta con grande importanza sul numero 9 di Mastover, che qui fa un'azione davvero attaccante, non ha bisogno neanche di girarsi per passare. Desjardins un po' sfortunato perché ci è arrivato su quel pallone ma non è riuscito a deviarlo completamente in out. In questi casi si dice sente la porta, non ha bisogno di vederla, ce l'aveva alle spalle con l'istinto. Pippan qui ancora a sradicare il pallone, vuole andare per la tripletta, invece extra pass per Ruzier. Desjardins prova ancora a tenere viva questa finale. Adesso sta cercando proprio il colpo dell'effettivo KO Mastover in questo match. Vedremo la risposta di Traslochi e Trasporti Flora. Qui forse un fallo non fischiato su Zuluaga, che si è lamentato un pochino. Brajkovic chiuso all'angolo, Chierini non vuole farlo uscire, Brajkovic super tunnel, poi Chierini si riprende la posizione ma lo fa con un fallo. Si sta anche alzando la temperatura, ma Chierini e Brajkovic bene così, 5 e
polemiche subito spente sul nascere. È rientrato Boscarolli al posto di Ruzier per mantenere alta l'intensità, la freschezza. Centrocampo, ce l'abbiamo, dice Mattia Bossi. Attenzione al cross dentro, Jugovac esce, travolge tutto, poi Boscarolli senza commettere fallo. Un attimo di disattenzione della difesa di Must, ora sopra di 3 gol quando siamo già entrati negli ultimi 10 minuti. Ha piazzato uno scatto bello deciso, spallata forte a questa finale con la doppietta di Pippan nel giro di un paio di minuti. La formazione in maglia nera, ed evidentemente per quanto ci riguarda basta fare così, quando ci manca l'idea per un man of the match basta evocare e sollevare il problema, ed è come se ci sentissero in campo. Pippan ha messo 2 gol di cui uno di tacco. Boscarolli. Accendersi la sigaretta quando si aspetta il bus. Esattamente così, per causare e invitare l'universo a fare qualcosa. La legge di Murphy. Anche, sì, però in senso buono, in senso Certo, positivo. sì. Flora su Luoga, filtrante subito per Brunetti che perde l'appoggio, poi Boscarolli esce solo per un attimo da questa situazione intasata di traffico. Ci prova Bove che fa volare Jugovac all'incrocio dei pali, palla in calcio d'angolo. E qui ha fatto un grande movimento Jugovac perché si stava già spostando verso quel palo, aveva capito e intuito le intenzioni del numero 4 avversario, e ora Traslochi e Trasporti Flora che hanno necessità di trovare un gol per rientrare definitivamente nel match, se no il tempo a disposizione sarebbe sempre meno. Brajkovic forte dentro, Jugovac è pronto, fischia Avelli perché hanno chiesto i cambi quelli di Traslochi e Trasporti Flora. Esce Alessandro Flora mentre Avelli è sparito, inglobato dalla panchina della squadra con le casacche, a colloquio con Capitan Giannone. Forse è da assegnare anche qualche ammonizione perché l'ho visto uscire con il libretto fuori dal taschino. Non lo sapremo mai probabilmente nella nostra esistenza. Ancora Giannone. A logica sì, penserei a Giannone. Sì, forse dico appunto. No, sì, chiaramente. so chi, ma insomma. Corner, palla dentro, in qualche modo Chierini, poi Boscarolli ancora nel punto giusto per allontanare. Pippan si fa scavalcare dal pallone, ma Arturano in anticipo. Desjardins, tocco per Flora che vuole andare verticalmente, preciso su Montebugnoli che invece non fa la cosa giusta. Appena rientrato Montebugnoli, un po' a freddo di fatto il suo reingresso in campo. Reingresso in campo invece per lato Mastover, Matteo Rampino. Boscarolli di testa su Luoga, Boscarolli ancora a metterci il fisico e il tempismo nei contrasti, negli interventi, poi fa viaggiare Rampino, buono il controllo del 5, poi spostato da Flora. Avelli fischia un contatto precedente tra Boscarolli e Montebugnoli a favore del giocatore di Must. E tornando sul concetto della temperatura che si scaldava al di là di quanto giocato in campo, bella l'azione di Montebugnoli che si è fermato subito, ha chiesto scusa istantaneamente. Fichera dentro il pallone preciso per Pippan che sposta per evitare l'arrivo di Flora, poi prova anche a superarlo con la ruleta, non è d'accordo. Il 3 di Traslochi e Trasporti Flora spezza anche il ritmo con le sostituzioni. Must, rientra Iannuzzi, fuori Pippan per prendersi anche un accenno di standing ovation. Anche perché il match non è ancora finito, sono solo 3 che possono mettersi sia con virgolette che senza, perché per calcio a 7 3 gol di differenza non sono molti. Per questa partita in realtà sembrano essere, potrebbero essere quelli che bastano. Tu mi insegni, ne servirebbe uno ogni 2 minuti da qui alla fine a Traslochi e Trasporti Flora per pareggiare in tempo. È cresciuto così bene. Con le mani Palmisano cerca Iannuzzi, colpo di testa dentro, un po' passiva qui la difesa di Traslochi e Trasporti Flora. Su Luoga con ghiaccio nelle vene esce rasoterra dall'interno dell'area piccola Marturano. Ruletta morbida su Iannuzzi e poi apertura visionaria, forse troppo. Comunque si prende il 5 da parte di Brajkovic che invita i suoi ad andare in pressione alta perché vuole convincersi che questa partita abbia ancora qualcosa da dire. Con le mani Boscarolli a cercare Iannuzzi, in 2 ad anticiparlo, la prende Marturano, poi Giannone verticale, Brajkovic, testa spallata di Montebugnoli che passa su Fantina, vanno giù entrambi. Avelli decide che è calcio di rigore.
indica il dischetto Avelli perché Fantina è andato giù sulla prima spallata di Montebugnoli, giudicata regolare, e poi da terra Fantina è entrato su Montebugnoli che invece era ancora in piedi, e quindi per quanto sembri strano è una chiamata che ha una sua logica, mettiamola così. Poi capisco anche un po' lo sconcerto da parte di Mast, ha detto che non ha mai visto nessuno ricevere un rigore contro e essere felici, assolutamente. E credo tra l'altro di capire che Luis Fantina stia chiedendo di andarla a rivedere. Purtroppo non abbiamo a disposizione il VAR per questo match, quindi rimane la decisione di Avelli, che comunque non era poi così tanto distante per vedere questo intervento. Fantina continua a non crederci, vedremo se Traslochi e Trasporti Flora tornerà a crederci in questa finale. Suluoga contro Jugovac per riaprire questa finale quando mancano 4 minuti al 25esimo. Fischiavelli su Luoga, la parata di Jugovac. Esulta tutta la panchina di Mast, ha intuito la direzione, non era granché angolato il destro del 5 di Traslochi e Trasporti Flora. Qui grande parata da parte di Jugovac su un rigore non tirato, però benissimo, questo va detto. Di testa Rampino, corre Fichera che tratta molto bene questo pallone, poi l'apertura è meno felice verso Boscarolli, che però vince l'ennesimo contrasto della sua partita, ha messo tanta fisicità e l'ha fatto sempre nel modo giusto Boscarolli. È strano che Mattia il Cartero Bossi non ci abbia proposto Jugovac, che comunque un paio di parate le ha fatte, compreso anche questo rigore. Vero, vero, non è più il Mattia il Cartero Bossi di una volta. Che conosciamo. Sì, sì, vero. Mattia Bossi ormai nemico dei portieri, sì, ufficiale. assolutamente ufficiale. Marturano, palla pigra, prova ad attaccarla Iannuzzi, costringe comunque Bove a questo rinvio in fretta e furia, ha sparato fuori dal campo. Eccolo inquadrato il portiere, che ha salvato dal possibile 2-4 dal punto di vista di Traslochi e Trasporti Flora, e poi non ha troppa fretta. Sul palco i THC si stanno esibendo in una grande hit del loro repertorio dedicata, diciamo, all'amore con strumenti non dotati di vita, no, possiamo dire e neanche così. troppo tecnologicamente avanzati. Esatto. Iannuzzi l'ha persa, Montebugnoli vuole girarsi, offre a Brajkovic, contrastato ancora una volta da Boscarolli. Io ho sentito il rumore del pallone da qua, quindi mi sembrava un contrasto regolare, poi forse spalla a spalla sono andati forte entrambi, è più forte Boscarolli, che alla fine si porta a casa la rimessa laterale per Mast. Chiaramente la mia è una provocazione, ma anche Boscarolli, per l'energia che ha messo in questa partita, meriterebbe una citazione, anche se l'MVP sarà Pippan e non ci sono ulteriori ragionamenti da fare. Quindi Vitturi giustamente non li fa, perché va da sé. Iannuzzi contrastato regolarmente, dice Avelli, è lui l'ultimo a toccare. 100 secondi alla fine, 23-20 trascorsi in questo secondo tempo, 4-1 il risultato per Mast, con Traslochi e Trasporti Flora che 2 minuti fa ha sbagliato un calcio di rigore con Suluoga, che qui tratta il pallone con la suola, corridoio perfetto dalle parti di Flora, ancora Jugovac a metterci il corpo per respingere Montebugnoli, suola ed esterno, Rampino intercetta, Boscarolli cerca subito con lo sguardo Iannuzzi, ne ha 4 intorno, Boscarolli abbassa la testa, comunque una giocata preziosa anche se non raggiunge Iannuzzi, perché l'ultimo tocco è di Giannone, la rimessa è per Mast, che continua a far passare i secondi e spezza anche il ritmo con i cambi. Rientrano Ruziere e Furlan, escono Palmisano e Fantina, che si porta dietro anche un po' di nervosismo, nonostante sia andata bene poi col rigore, ma è un episodio che lo ha un po' contrariato e lo vediamo anche mentre rientra in panchina, ci sta ripensando. Diciamo che l'ha buttato via ormai alle spalle. Montebugnoli, tacco, Flora cerca di autolanciarsi su Ruzier, Fichera anche a sporcarsi le mani nella fase difensiva, su Luoga in mezzo a 3, riesce a passare e calciare, trova la deviazione di Ruzier. Ci crede giustamente fino alla fine Traslochi e Trasporti Flora, nonostante adesso a 20 secondi dalla fine più eventuale recupero che immaginiamo ci sarà, ha veramente poco tempo. Calcia forte col sinistro, anche in fretta. Vediamo se riusciamo a stare addosso ad Avelli per conoscere l'entità del recupero. Tra poco in teoria di comunicazione.
Jugovac. Fichera giù, Boscarolli stavolta perde il tackle e spende il fallo da ammonizione. Sì, aveva perso la posizione. È giallo in arrivo anche per Daniel Boscarolli. Flora. 1 minuto di recupero assegnato da Mario Avelli. Già iniziato l'extra time di questa finale con Must che ormai vede il traguardo per la vittoria di questo Crese over 35. Jugovac con i guanti. 25-32 trascorsi. Furlan, tracciante profondo. Iannuzzi in qualche modo, ormai titoli di coda che stanno già scorrendo su questa finalissima. Crese over 35, miglior giocatore della finale. Niccolò Pippan con la sua doppietta, col sigillo, con il tacco a scrivere il 4-1, indirizzare definitivamente la finale in direzione Must. Fischia 3 volte Avelli. Must over è campione del torneo Crese over 35 2025, doppietta di Pippan, gol del 2-1 di Rampino, nel primo tempo aveva segnato Chierini, l'1-1 provvisorio Montebugnoli. Ricordando e ringraziando i title partner di questa edizione di Limpianti, NC Web, Belletti Group, Zanuta, Taloil, Cene Ponteggi, main partner Friulbroi, Macelleria d'Aremo, Binice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Tori d'Europa. Vi saluto, una buonanotte da Francesco Vitturi, vado a consegnare l'MVP. Grazie Francesco e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi aspettiamo sempre sui nostri canali domani sera, sempre qui dal campo 1 del Crese Village di Domio. Ciao, buonanotte.